Buongiorno a tutti, ben ritrovati. Eravamo rimasti ai preliminari di Leoben, correva l'anno 1797, per la precisione era il 18 aprile 1797. In quell'occasione Napoleone fece un accordo con gli austriaci, prometteva di cedere la Repubblica di Venezia, la Serenissima, in cambio del riconoscimento austriaco della Repubblica Cisalpina, cioè della Lombardia. Chiaro che la Repubblica di Venezia era uno Stato autonomo, aveva dichiarato la propria neutralità disarmata e pertanto in quei preliminari a Napoleone veniva richiesto di impossessarsi legittimamente della Repubblica di Venezia, non di aggredirla con la forza delle armi. Si trattava perciò per Napoleone di trovare qualche escamotage, qualche casus belli, per poter mettere le mani su quell'ambito bottino, la Repubblica di Venezia stessa. E praticamente simultaneamente, mentre Napoleone firmava i preliminari di Leoben, il 18 aprile del 97, avvenivano due fatti che consentiranno a Napoleone appunto di dichiarare guerra a Venezia. Un primo fatto voluto, un secondo quasi anche, vedremo meglio in che senso. Allora, in primo luogo, Napoleone diede ordine alla flotta francese di attaccare ovunque nell'Adriatico le navi veneziane. Lo scopo di Napoleone era creare tensione, creare degli incidenti diplomatici in modo tale da poter eventualmente dichiarare guerra a Venezia in maniera legale. L'escamotage della tensione. Due fazioni fanno aumentare la tensione, a un certo punto esplode un primo colpo, diciamo così, c'è una reazione, una controreazione, si innesca un meccanismo di ripicche e controripicche sempre più violento, scoppia la guerra e poi nessuno sa chi l'ha fatta scoppiare, ciascuno può reclamare la ragione per sé. Ecco, l'intenzione di Napoleone era un po' questa, creare tensione per poter poi dichiarare guerra legittimamente a Venezia. Comincia quindi con lo scenario adriatico. Le navi francesi cominciano a fermare, molestare, saccheggiare le navi veneziane. Il 20 aprile, quindi 2 giorni solo dopo la firma dei preliminari di Leoben, una nave francese che portava un nome anche particolare, si chiamava, e anche molto significativo, si chiamava Il Liberatore d'Italia, e ferma una nave di pescatori di Chioggia, al largo di Venezia, e obbliga un anziano pescatore, aveva 70 anni, a salire a bordo sulla nave francese per farsi indicare la rotta per entrare nel porto di Venezia. Quindi per attraversare una delle tre bocche di porto, questa qui è la bocca del Lido di San Nicolò o anche la bocca del Lido, per poter poi incunearsi fra le varie isole, entrare nel canale della Giudecca e arrivare magari fino a San Marco. Era proibitissimo. L'anziano pescatore Chioggiotto lo ribadì più volte al capitano del Liberatore d'Italia, che si chiamava Louget, francese ovviamente, e i veneziani impedivano a chiunque, a qualunque nave, tanto più se armata ovviamente, di entrare nel canale della Giudecca, oltrepassando le difese del Lido, perché ovviamente era pericolosissimo. Un po' come i romani impedivano agli eserciti di valicare il Rubicone, perché un esercito all'interno di una città, tanto più se è capitale, come era Venezia, può fare il bello e il brutto tempo e quindi impossessarsi delle strutture politiche e imporre il proprio dominio. Ma questo Louget, capitano francese, non volle sentire ragioni e si indirizzò verso il Lido con l'intenzione di appunto oltrepassare la bocca di porto del Lido di San Nicolò. Avvicinandosi al Lido, le fortificazioni veneziane del luogo, in particolare il forte di San Nicolò, che era dislocato più o meno qui, proprio all'ingresso della bocca di porto,
cominciò a sparare dei colpi di cannone, non verso la nave, al largo, ma come monito affinché si fermasse. Era proibitissimo entrare. Il capitano francese invece, appunto, proseguendo in questa strategia della tensione, volendo a tutti i costi far scatenare un incidente diplomatico, prosegue con la sua rotta, se non che la sua nave va ad urtare contro la nave di alcuni schiavoni. Gli schiavoni erano le truppe dalmate, quindi diciamo croate, istriane, montenegrine, al servizio della Repubblica, da secoli al servizio della Repubblica di Venezia, truppe fedelissime. Ecco, la nave francese urta contro una nave di schiavoni che venivano dalle Bocche di Cattaro, attualmente in Montenegro, e questi non accettarono la provocazione, diedero l'arrembaggio alla nave francese, la saccheggiarono, la distrussero. Negli scontri a bordo rimase ucciso anche Lauget, il capitano francese. E questo era un bel problema diplomatico, perché questo poteva fornire il destro a Napoleone per accusare Venezia di politiche avverse nei confronti della Francia. E quindi, perché no, avrebbe anche potuto rappresentare un buon casus belli, l'uccisione di un capitano della flotta francese. Ecco, qui potete vedere, appena, eccola qua, scusate, potete vedere, questa è la chiesa di San Nicolò del Lido, si trova proprio qui sulla cartina dove c'è il puntino giallo, e vicino alla chiesa di San Nicolò c'è una targa, una lapide, che ricorda proprio questo avvenimento, 20 aprile 1797. All'entrata del porto del Lido, marinai delle Bocche di Cattaro, comandati dal capitano Alvise Viskovic, notate il cognome, croato, slavo, reagirono vittoriosamente alla provocazione navale francese, testimoniando la fedeltà dei dalmati a Venezia. Ultimo fatto d'arme della Serenissima. Ormai la Serenissima era al collasso, uno degli ultimissimi fatti d'armi fu proprio questo. E poi vedete lo slogan alla fine, ti con nu con ti, cioè tu con noi e noi con te. Era il grido, la parola d'ordine di molti soldati schiavoni che giuravano così fedeltà a San Marco. Tu San Marco con noi e noi schiavoni con te. Questo fu il primo fatto estremamente grave e increscioso che offrì a Napoleone il casus belli tanto auspicato. Ma ce ne fu un altro ancora più grave, a dire il vero, che furono le famose Pasque Veronesi, ovvero una ribellione attuata dal popolo veronese, dai cittadini veronesi, ma anche dai contadini, coloro che abitavano nel contado, che si consumò, vedete, tra il 17 e il 25 aprile 1797. Allora, cosa accadde? E vi ricordo che i francesi erano entrati a Verona già il 1 giugno del 1796, no? L'armata napoleonica proveniva dalla Lombardia, sconfisse gli imperiali a Borghetto, e il generale Massena fu autorizzato dalle stesse istituzioni veneziane ad entrare in Verona. La Repubblica di Venezia rimaneva formalmente neutrale, ma doveva cedere temporaneamente la roccaforte di Verona alle truppe francesi, che erano impegnate nella guerra contro gli austriaci, spezzati a metà, una parte a sud nella roccaforte di Mantova e un'altra parte si era ritirata a nord in Austria attraverso il Tirolo. Napoleone aveva le idee chiare. Verona era una piazzaforte assolutamente strategica che doveva essere, come dire, presidiata e posseduta dalle truppe francesi fino a quando la guerra con l'Austria non fosse cessata. E ecco, da quando i militari francesi entrarono in città, a Verona, si creò una grande situazione di tensione. Non fecero nulla i francesi per farsi voler bene in qualche modo con la popolazione, per andare d'accordo, anzi esattamente il contrario. Una serie di atti sempre più arroganti, sempre più aggressivi, portò la situazione al collasso.
I soldati francesi si facevano mantenere e fra i soldati francesi rubavano, i soldati francesi si ubriacavano, ingaggiavano risse, picchiavano, molestavano le donne. Spesso e volentieri i francesi si rendevano responsabili anche di gravi atti blasfemi contro la religione, contro la liturgia e contro i simboli cattolici. Chiese che diventavano stalle, o immagini sacre che venivano distrutte, calici delle chiese che venivano utilizzati per bere vino nelle osterie, processioni liturgiche blasfeme e così via. Cioè, una serie di atti fortemente provocatori nei confronti del popolo veronese, ma non solo, anche nei confronti dei Lombardi c'erano già state delle insorgenze precedenti, no? Ricordiamo il caso di Pavia e di Binasco. Ebbene, questo atteggiamento dei soldati francesi venne reso noto in Senato a Venezia, perché la situazione dell'entroterra dipendeva da Venezia. E pensate che tanto era timorosa Venezia della presenza francese sui propri territori da non voler nemmeno approfondire l'argomento, come venne proposto l'argomento, e cioè l'atteggiamento prevaricatore e aggressivo dei francesi a Verona nel Senato a Venezia. Molti senatori si alzarono in piedi dicendo che era ben meglio glissare sull'argomento per non rischiare di irritare oltremodo i francesi, che con la forza delle armi potevano di fatto fare il bello e il brutto tempo in Veneto come volevano. In quel momento erano alle prese con gli austriaci, ma prima o poi la guerra con l'Austria sarebbe cessata ed era meglio non irritare troppo Napoleone. Per cui tutto sommato una debole politica veneziana fece orecchie da mercanti. Che i francesi facessero quello che volevano a Verona era il male minore, l'importante era non provocare troppo Napoleone. Ecco, dall'altro lato, tra una presenza francese piuttosto aggressiva e una politica veneziana al contrario piuttosto remissiva, si colloca il popolo veneto, veronese, cittadini veronesi che in questo momento mostrarono un duplice forte senso di appartenenza. Un senso di appartenenza molto forte a San Marco, si consideravano marcheschi o marciani i cittadini veronesi, e perché Venezia per secoli governò bene su tutto l'entroterra e quindi riuscì ad alimentare un senso d'appartenenza forte, radicato nel popolo. E dall'altro lato un forte senso d'appartenenza nei confronti della religione cattolica. E le urla "Viva San Marco" dallo sfondo politico o le semplici e quotidiane processioni liturgiche erano scene che si vedevano continuamente a Verona, spesso e volentieri ostacolate dai francesi. Accade a Verona un po' quello che accadde nella Vandea, no? Anche i vandeani mossero guerra contro i repubblicani a causa di un duplice senso di appartenenza al re e alla religione cattolica. Ecco, in questo caso a Verona, ma non solo, anche in altre città, in tutte le cosiddette insorgenze popolari contro la presenza napoleonica in Italia, il motivo scatenante era appunto questo, affezione nei confronti delle radici politiche e anche attaccamento al senso religioso e alla fede cattolica. In questa cornice, già di per sé esplosiva, diversi militari francesi occupati in Lombardia o altrove in Veneto cominciavano a convogliare su Verona. Diverse colonne cominciavano a convogliare su Verona. L'idea era proprio quella di espugnare Verona una volta per tutte. È vero che c'erano già i soldati francesi all'interno della città, ma quella presenza in teoria doveva essere provvisoria. Volontà di Napoleone, che in ultima analisi era impossessarsi di tutta la Repubblica della Serenissima, quindi di tutto il Veneto, era innanzitutto
presidiare Verona, ottenere un escamotage per poter occuparla definitivamente con l'esercito. Già le colonne stavano marciando su Verona tra marzo e aprile del 97, però bisognava trovare un'occasione formalmente accettabile per poterla occupare e pertanto vennero istruiti i militari francesi di stanza a Verona, cioè erano le truppe francesi all'interno della città che dovevano trovare il modo per giustificare un'occupazione definitiva della città anche tramite le colonne che stavano marciando appunto verso Verona. E i militari a Verona tentarono diverse strade, quella della provocazione, sempre utilizzata, per esempio aumentando il numero dei militari di ronda, cioè i militari che attraversavano la città per sorvegliare l'ordine pubblico. Tanti più militari, tante più occasioni per scontrarsi o con i cittadini o con le truppe venete, che comunque erano presenti in città, a Verona, le cosiddette truppe schiavone, appunto i militari slavi fedeli a Venezia. Però, nonostante tutti i tentativi provocatori attuati dai francesi, la popolazione veronese, certo, a volte ingaggiava delle risse, a volte c'erano dei pestaggi, c'erano degli insulti, però non si superava mai quella soglia critica che avrebbe giustificato un intervento più massiccio da parte dei francesi. Si tentò quindi la carta del complotto interno e qui entra in scena un personaggio, si chiamava Angelo Pico, che era una spia personale incaricata personalmente da Napoleone. Lo scopo era agire in Nord Italia, chiamare alla raccolta i giacobini italiani, cioè i filo-rivoluzionari, filo-francesi italiani, per poter creare scompiglio dietro le linee nemiche, facilitando il compito dei militari francesi per una eventuale invasione. Ecco, questo Angelo Piccolo doveva essere un personaggio che sapeva il fatto suo, perché era una spia francese, ma riuscì a farsi ingaggiare come spia veneziana. Ecco. Ovviamente giacobino. Cosa fece questo Angelo Pico? Ordì una congiura d'accordo con i militari francesi stanziati a Verona. Angelo Pico abitava a Verona, vicino a Porta Borsari, e chiamò a raccolta una serie di giacobini veronesi. Le fonti storiche dicono che probabilmente i giacobini veronesi non erano più di 300, quindi diciamo i collaborazionisti, i filo-francesi erano piuttosto pochi. E ad ogni modo Angelo Pico, avvallato dai militari francesi veronesi e coadiuvato da questi giacobini veronesi, ordì una congiura piuttosto semplice. Si trattava nottetempo di introdursi furtivamente nelle case dei magistrati veronesi, assassinarli, sequestrare, cioè arrestare i due rettori veneti. I due rettori veneti erano i magistrati mandati da Venezia che governavano sulla città, e nel frattempo scendere nelle strade e creare del caos, urlare, rompere delle vetrine, appiccare magari qualche incendio, in modo tale da giustificare un intervento armato da parte dell'esercito francese volto a ristabilire l'ordine. Questo era un po' il progetto. Progetto che però naufragò, perché l'11 aprile la polizia veronese, e quindi coadiuvata dai magistrati veneziani, venne a conoscenza della congiura. I congiurati vennero arrestati e portati in prigione, per cui anche questo tentativo di provocare una rivolta presso il popolo veronese che avrebbe giustificato un intervento più massiccio dei militari francesi a Verona fallì. Non bisognava però perdere troppo tempo,
perché ormai a Leoben i giochi si stavano facendo, no? A Leoben i preliminari vengono firmati il 18 aprile. Il 16 aprile era domenica ed era la domenica di Pasqua. E era il momento buono per provocare la reazione tanto sperata dai francesi. E le fonti storiche ci dicono che in quel giorno di Pasqua, 16 aprile, i francesi furono molto più aggressivi e provocatori del solito. Venne aumentato il numero del contingente presente in città e i militari francesi provocavano, ingaggiavano risse, misero a soqquadro un paio di caffè in piazza Bra, picchiarono a sangue diverse guardie nobili veronesi, nella speranza di poter ottenere una reazione violenta da parte del popolo stesso, una provocazione politica vera e propria. Ma ancora una volta questa reazione non ci fu. In qualche modo i veronesi, non so se fossero così pazienti, però ubbidivano alle autorità veneziane che continuavano a ripetere di non provocare oltremodo i francesi, perché la reazione francese, lo si sapeva benissimo, sarebbe stata drastica. Si sapeva benissimo che i francesi non aspettavano altro che una buona occasione per intervenire massicciamente a Verona e magari anche arrestarci. Per cui ancora una volta a Pasqua il popolo veronese non si sollevò, al di là di qualche scaramuccia, di qualche rissa, ma non ci fu una reazione armata complessiva. Ecco, per i francesi ormai non c'era più tempo e quella rivolta bisognava assolutamente provocarla il giorno dopo, ovvero il 17 aprile. 17 aprile era un lunedì ed era il lunedì di Pasqua, la cosiddetta Pasquetta, o se volete il lunedì dell'Angelo. Ecco perché la rivolta, che tra un attimo scoppierà, a Verona verrà consegnata alla storia col nome di Pasque Veronesi, appunto perché scoppiò subito dopo Pasqua, lunedì di Pasqua. Cosa accadde in quel 17 aprile? Era un lunedì. I segnali che qualcosa bolliva in pentola erano numerosi. Vennero ammassati molte truppe francesi in piazza Bra, vennero raddoppiati i numeri, vennero raddoppiate le guardie francesi di guardia appunto alle porte cittadine, i cannoni dei forti San Pietro e San Felice, che si trovavano ubicati sulle torricelle, vengono puntati contro la città. E ormai ci siamo, i francesi erano pronti a colpire. Però prima c'era bisogno appunto che quantomeno la prima mossa fosse attuata dai veronesi. Quando si svegliano, quel 17 aprile 1797, i veronesi trovano la città tappezzata con dei manifesti. Erano dei manifesti che incitavano il popolo veronese alla rivolta, alla ribellione contro la presenza francese in città, firmati dalla massima autorità veneziana in terraferma in quel momento lì, che era Francesco Battaglia. Veniva riepilogato in questo manifesto stampato in centinaia di copie e affisso ovunque in città. Venivano riepilogati tutti i motivi di tensione, tutte le occasioni in cui i francesi si mostrarono arroganti, aggressivi o blasfemi e si invitava il popolo a sollevarsi. Ecco, l'unico problema è che questo, come è stato ampiamente dimostrato, è che questo manifesto era un falso, era stato confezionato da un giacobino milanese, quindi filo francese, e poi diffuso, tra l'altro già diversi giorni prima, in altre regioni del Veneto e della Lombardia, e poi affisso finalmente anche lunedì 17 a Verona, con lo scopo ovviamente di aizzare la popolazione alla ribellione. Per cui fu un doppio gioco attuato dai francesi: fingere che la massima autorità veneziana incitasse i veronesi alla ribellione, per poter poi soffocare la ribellione nel sangue e instaurare un governo militare
non più provvisorio, ecco, per poter in qualche modo annettere Verona ai possedimenti francesi. Le autorità veneziane però già erano a conoscenza di questo manifesto perché, ripeto, era già circolato nei giorni precedenti in Lombardia e in Veneto, per cui si affrettarono a smentirlo. Francesco Battaglia non aveva mai scritto né firmato quel manifesto, che quindi era da rigettare come un falso. E ancora una volta la miccia che poteva fare scoppiare la bomba a Verona si spense prima del dovuto, cioè i francesi rimasero con l'amaro in bocca. Il popolo veronese non si sollevò, tanto che verso sera, siamo sempre in quel giorno lì, il 17 aprile, verso sera ormai la gente cominciava a rincasare, c'erano i vespri, le preghiere serali, molte persone andavano in chiesa e la tensione sembrava scemare. Però questo non era più accettabile dai francesi, non potevano più procrastinare la presa di Verona. Per cui il generale francese, Balland, spero di pronunciarlo bene, diede ordine ai suoi artiglieri, quindi coloro che maneggiavano i cannoni, di fare fuoco sulla città. E lo vedete in questa immagine, no? È un'immagine, come dire, una ricostruzione storica, è una stampa attuale che vuole farci capire cosa. Vedete che ci sono le colline, no, presso Verona, sono le torricelle, dai due forti presidiati dai francesi, San Felice e San Pietro, e gli artiglieri cominciano a bombardare la città. Ecco, quei colpi di artiglieria segnano l'inizio anche della rivolta dei veronesi. Certo, Balland poi avrebbe potuto giustificare quei colpi di artiglieria dicendo che ormai la situazione era giunta ad un livello di tensione tale per la quale era ormai nell'aria un eccidio di francesi, per cui quel bombardamento non faceva altro che anticipare una rivolta che ormai era nell'aria. Insomma, poteva giustificarsi in qualsiasi modo. Certo che i francesi cominciano a bombardare Verona e anche con una buona mira. Si comincia con il bombardare Piazza Erbe, Piazza dei Signori e dintorni, cioè i luoghi dove risiedevano le autorità veneziane, i luoghi del potere. Le campane di Verona cominciano a suonare a martello, comincia la torre dei Lamberti, vedete significativamente presente in questa immagine, che era la torre civica del tempo, e poi tutte le altre campane la seguono per chiamare i veronesi alla rivolta. Veronesi che probabilmente ormai da diverse settimane non aspettavano altro che coordinarsi per una azione unanime contro l'occupante francese. I veronesi corrono ad armarsi, chi con gli archibugi, chi con le pistole, chi con le sciabole, chi con i pugnali, chi non aveva nulla con delle mazze di legno, ma ad ogni modo il popolo insorge contro l'occupante. E un primissimo scontro avvenne qui presso le case Mazzanti, siamo proprio dietro Piazza Erbe. Diciamo, questa foto è stata scattata in corso Sant'Anastasia, per capirci. Ecco, qui proprio presso le case Mazzanti si verificò uno dei primi scontri tra veronesi, veneti, o meglio schiavoni veneziani e francesi. Vedete qui c'è una targa, infatti, che ricorda l'avvenimento. In questo luogo, nel pomeriggio del 17 aprile del 97, lunedì dopo Pasqua, i primi scontri fra truppe dalmatine, cioè le truppe schiavone, e occupanti francesi segnavano l'inizio dell'insurrezione popolare consegnata alla storia come Pasque veronesi. Ecco, la scena più o meno doveva essere questa, in una tavola odierna che cerca di restituirci in immagine gli eventi del tempo. Vedete, abbiamo dei soldati francesi colti alla sprovvista, probabilmente, che fuggono, e abbiamo il popolo che insorge. Notate con la divisa rossa, o meglio cremisi, sono le truppe schiavone, quindi slave, e
con la divisa gialla e blu abbiamo le guardie nobili veronesi, e quindi erano proprio gli autoctoni veronesi. Ovviamente veronesi e schiavoni uniti insieme contro i francesi. L'episodio più violento si verificò, sembra, secondo le fonti storiche, in Piazza Bra. E in Piazza Bra la situazione era questa. Allora vedete questa è l'arena, no? Per capirci. Questa qui è la Gran Guardia non era ancora finita ma c'era già al tempo. Qui non c'era il municipio perché il municipio verrà costruito più tardi, ma c'era invece un ospedale, l'ospedale di Santa Croce, che più o meno, potete vedere nell'immagine, doveva apparire così. Ecco, allora, in Piazza Bra c'erano circa 500-600 soldati francesi a presidiare l'ospedale, e dopo c'erano circa altrettante truppe schiavone, slave, collocate sia qui presso la Gran Guardia e collocate anche sotto i portici. Lo vedete qui nell'immagine, no? Ecco, più o meno il numero era alla pari, 500-600 francesi da un lato, 500-600 schiavoni dall'altro. Ecco, quando i forti francesi cominciarono a cannoneggiare la città, i francesi se lo aspettavano, erano d'accordo, e imbracciarono molto velocemente le baionette, che erano già a portata di mano, e al passo di carica, quindi correndo con le baionette spianate, cominciarono a dirigersi attraverso le due ali degli schiavoni che vennero prese alla sprovvista, non capirono inizialmente cosa stava succedendo, per cui il fattore tempo fu determinante. Ecco, i francesi, baionetta spianata, cominciarono piano piano a dirigersi verso, vedete, verso via Roma, fino a Castelvecchio, per potersi riparare e proteggere all'interno delle mura di Castelvecchio. Gli schiavoni nei primi minuti rimasero interdetti, non seppero cosa fare. Quando qualche schiavone cominciò a tirare qualche pistolettata, diciamo così, cioè a sparare contro i francesi, ormai era tardi, i francesi stavano già scappando, ritirandosi verso Castelvecchio. Altri francesi non furono così fortunati, per così dire, perché trappelli di francesi erano sparsi un po' ovunque in città, per cui alcuni francesi, rimasti isolati in mezzo alla folla inferocita, cercarono di rifugiarsi in case private o in case private occupate preventivamente da commilitoni francesi, oppure in case private di cittadini veronesi stessi. Ecco, le fonti ci raccontano che la folla tanto era inferocita da arrampicarsi oppure da calare, a seconda dei casi, da calarsi dai tetti per fare irruzione nelle case private. Lo vedete nelle immagini, no? Anche questa è un'immagine che in qualche modo ci dice come più o meno potrebbe essere andata. Vedete dei veronesi che si calano dal tetto, fanno irruzione in una casa privata. Qui siamo vicino a San Fermo, le fonti storiche ci confermano che vicino a San Fermo si verificarono episodi di questo genere, per dare la caccia ai francesi. Ecco, questi francesi in genere finirono male, o trucidati, oppure malmenati e arrestati. Altri contingenti francesi sparsi per la città si arresero immediatamente alle truppe cittadine, o alle truppe schiavone o alle truppe veronesi stesse. Ecco, c'è da dire che questa è la cosa anomala di questi avvenimenti, che i francesi avevano cercato e provocato in tutti i modi questa insurrezione cittadina, ma mai si sarebbero aspettati una reazione così forte e così energica da parte dei veronesi, tanto da rimanere spiazzati anch'essi, e diversi contingenti dovettero appunto arrendersi. Una reazione, quella dei veronesi, che poi, col senno di poi, possiamo leggere come l'insorgenza più importante nel nord Italia, cioè diverse cittadine, città o paesi si ribellarono alla presenza francese in questi anni, e queste rivolte presero il nome di insorgenze. L'insorgenza più importante, più corposa
che si verificò nel nord Italia fu proprio quella di Verona, cioè le cosiddette Pasque veronesi. Un'insorgenza tra l'altro del tutto spontanea, perché da un punto di vista militare i veronesi non avevano praticamente nessuna chance. I francesi, oltre ad essere meglio armati, presidiavano i luoghi strategici della città, e cioè, tanto per dire, i due forti San Pietro e San Felice sulle Torricelle, e tenevano ben indirizzata l'artiglieria sulla città, per cui i veronesi erano sotto tiro, non avrebbero avuto nessuna chance senza aiuti esterni. Però tale ormai era la rabbia e probabilmente anche l'odio che era andato maturando in quei mesi, che quando la scintilla diede fuoco alle polveri, la bomba che esplose fu tale da spiazzare gli stessi francesi, che dovettero battere in ritirata. Ecco, questa rivolta prosegue diversi giorni. Il centro degli scontri è proprio a Castelvecchio, dove si ritirarono fin da subito le truppe francesi di cui vi parlavo prima. Per molti giorni gli sforzi maggiori dei veronesi e dei veneti si concentrarono attorno a Castelvecchio, con la volontà di espugnarlo. Castelvecchio che venne assediato dal lato cittadino dalle truppe veronesi presenti in città, ma venne anche assediato dall'altro lato del fiume, vedete qui, nella zona che si chiamava Campagnola, in questo caso dai contadini, cioè dai veronesi che abitavano nel contado, anch'essi fieri supporter, per così dire, di San Marco. Per cui il contingente francese si trovò assediato in città. I veronesi schierarono contro Castelvecchio l'artiglieria di cui disponevano, però le truppe veronesi non erano artiglieri esperti, pertanto i colpi d'artiglieria non sempre erano efficaci. Si pensò quindi di liberare diverse decine di militari austriaci che in quel momento si trovavano in guerra contro la Francia e che già avevano combattuto contro i francesi e che erano stati arrestati e tradotti in prigione a Verona. Ecco, visto che il nemico per tutti era il francese, si pensò di liberare i militari austriaci affinché solidarizzassero con la folla in armi. Ecco, tra questi militari austriaci c'erano anche diversi artiglieri, esperti nel maneggiare cannoni. Fu proprio uno di questi che, lo vediamo qua, fu proprio uno di questi, un artigliere austriaco, che sapendo ben maneggiare un cannone, riuscì a colpire la torre di Castelvecchio, una delle torri, quella dell'orologio. Lo vedete qui nella foto e lo vedete qui nella tavola di ricostruzione. Sulla torre dell'orologio i francesi avevano installato un cannone che continuava a tartassare i veronesi, lo vedete qui, il cannone. Ecco, finalmente i veronesi, aiutati dagli austriaci, riescono ad abbattere la torre in mano ai nemici. Chiaro che era un reperto storico straordinario, ma in guerra purtroppo in genere si fa di necessità virtù, e quindi a volte quando è necessario distruggere delle ricchezze artistiche tramandate dal passato lo si fa pur di vincere una battaglia o di vincere una guerra. Questa è una delle tante tristezze che la guerra porta con sé. Ecco, nell'immagine vedete questo artigliere, un artigliere veneziano, quest'altro invece è l'artigliere austriaco. Ecco, a indicare la presenza degli austriaci nell'assedio di Castelvecchio. Venuto meno il torrione centrale, i francesi si trovarono a mal partito e pertanto, vedete, si pensò di negoziare una resa, o meglio di far finta di negoziare una resa. Qui vedete un personaggio che sventola una bandiera bianca. È storico, le fonti ci dicono che un giacobino veronese, che appunto si era quanto giacobino filo francese aveva trovato riparo a Castelvecchio insieme agli altri soldati francesi, tal Leonardo Salimbeni, è rimasto anche il nome, dopo l'abbattimento della torre dell'orologio sventò la bandiera bianca chiedendo di intavolare i negoziati.
e i veronesi sospendono per un attimo l'attività bellica, si avvicinano verso il ponte levatoio di Castelvecchio, ma era una trappola perché non appena si avvicinarono, improvvisamente la porta di Castelvecchio si aprì e un cannone caricato a mitraglia fece strage dei convenuti, e a scapito del buon Leonardo Salimbeni, perché nella concitazione del momento non riuscì a tornare dentro Castelvecchio, venne catturato dai veronesi, venne malmenato e poi gettato in prigione. Non si sa che fine abbia fatto dopo, perché le fonti storiche, mi risulta, non lo dicono. E comunque la battaglia di Castelvecchio prosegue per diversi giorni. Ecco, il problema quale fu? Che nonostante il popolo si fosse sollevato in armi, unito per la causa marciana, il grido Viva San Marco risuonava ovunque in quei giorni, le autorità veneziane, ancora una volta deboli, impaurite, decisero di non fare nulla per soccorrere Verona e la popolazione insorta. Mandarono appena 200-300 uomini, ma un numero assolutamente insignificante. Addirittura i due rettori veneziani, cioè due magistrati insediati a Verona per governare la città, scapparono. Mentre la popolazione era in rivolta, fuggirono a Venezia, poi tornarono, a dire il vero, e poi scapparono un'altra volta. Nel giro di una settimana scapparono 2 volte, insomma. Questo per dire come Venezia tutto sommato lasciò Verona al proprio destino. Ed è chiaro che da sola la popolazione veronese non avrebbe mai potuto vincere contro l'esercito regolare francese. Era impensabile. I francesi dominavano, vi dicevo, i forti, no? Forte San Pietro e San Felice. I forti continuavano a martellare la città. È vero che i cannoni del tempo non avevano effetti particolarmente devastanti, ma è anche vero che la pioggia di bombe era fittissima, costante, per cui era molto pericoloso muoversi per le strade cittadine, o perché si poteva essere colpiti direttamente dalla palla di cannone o più facilmente dalle schegge che essa provocava. Palle di cannone provocavano incendi a non finire, per cui bisognava correre a destra, a sinistra, avanti e indietro in tutta la città per spegnere i focolai prima che diventassero devastanti. E i cannoni colpivano anche di notte, e questo magari non ci si pensa, ma provocando dei boati devastanti, enormi, impediva ai veronesi semplicemente di dormire. E per chi aveva combattuto tutto il giorno e aveva assoluto bisogno di riposo, non dormire 1, 2, 3, 4 notti cominciava a diventare estremamente problematico. Ecco, qui vedete vicino a Castelvecchio c'è, se vi capita di passare da quelle parti, c'è la piazza delle Pasque veronesi, lì collocata proprio perché la battaglia di Castelvecchio, che durò diversi giorni, poi Castelvecchio non verrà mai espugnato, a dire il vero, dai veronesi, fu forse una delle battaglie più significative di questa insorgenza veronese. Questa è una stampa rivoluzionaria francese, vedete, intitolata L'assassinio dei francesi a Verona. Come venne spacciata la ribellione dei veronesi in Francia come un atto del tutto ingiustificato della popolazione veronese contro, diciamo, la pacifica guarnigione di soldati francesi. E pertanto si rovesciano i ruoli e le responsabilità. Non più i francesi, truppe occupanti, prevaricatrici, aggressive e quant'altro, ma i veronesi che, accesi da qualche motivo ingiustificabile, spinti da qualche motivo ingiustificabile, si accaniscono contro i militari francesi facendone strage. E questo è il classico gioco, diciamo, dell'intelligence, no? Se volete, o della propaganda, meglio, durante la guerra. Cercare di scaricare sempre sugli altri le responsabilità in modo tale da legittimare la propria posizione e di demonizzare quella del nemico al tempo stesso.
Ecco, in questa immagine vedete quello che vi dicevo prima, no? E cioè, vedete sullo sfondo questa qui che vedete nell'immagine, la Torre dei Lamberti, torre civica, che è la torre più alta di Verona, e è alta un'ottantina di metri, se ricordo bene. Sullo sfondo vedete vedete due forti, un forte e l'altro forte, occupati dai francesi. Vedete le bombe, no? Vedete gli incendi che piano piano si propagano, per esempio qua sotto, e vedete le campane della città che continuano a suonare per indicare l'allarme. Ecco, anche questo alla lunga dovette fiaccare non poco le energie psicologiche e morali del popolo veronese. Però ciò che fece la differenza fu ovviamente il mancato aiuto da parte di Venezia e il fatto che giorno dopo giorno le truppe francesi dislocate in Lombardia e in Veneto andavano stringendosi attorno alla città di Verona. E infatti l'insurrezione, o meglio l'insorgenza, le Pasque veronesi terminano il 25 aprile, quindi dal 17 al 25 aprile, quando la città venne accerchiata da circa 15.000 soldati francesi, truppe regolari molto esperte contro le quali non c'era nessuna possibilità di vittoria. Per cui i veronesi si arrendono e cessano ogni ostilità il 25 aprile. Complessivamente più o meno morirono 1400 francesi da una parte e dall'altra morirono circa 2000 veronesi e veneti, veronesi e veneziani, diciamo. Alcuni durante le insorgenze, molti altri morirono in prigionia perché riottenuto il controllo della città, moltissimi insorti vennero deportati in prigioni francesi, trattati malissimo evidentemente perché ne tornò vivo solo un terzo. Quindi complessivamente tra i morti in prigionia e i morti durante l'azione militare furono 2000 i veneti, chiamiamoli così, veronesi, veneziani e truppe ausiliarie, che morirono durante questa insorgenza, motivo per cui questa fu una delle insorgenze più importanti e più significative di tutto il nord Italia. Dopo il 25 aprile i francesi ottengono il possesso di Verona. Conseguenze inevitabili. Bisognava eliminare quantomeno le teste pensanti degli insorti. E non si volle procedere a delle fucilazioni immediate, ma si volle dare una patina di legalità, istituendo dei processi che però furono dei processi farsa. Processi non vennero affidati alla magistratura ordinaria veneta, non ci si fidava evidentemente, ma venne istituito un tribunale militare speciale composto da militari francesi che doveva processare e condannare i capi degli insorti. Ecco, le esecuzioni vennero eseguite presso Porta Nuova. In questa tavola di ricostruzione storica vedete Porta Nuova in alto, questo era il ponte che univa Porta Nuova al contado e ovviamente Porta Nuova era saldata con le mura che vedete qui a destra e a sinistra. Adesso non ci sono più, questo tratto di mura non c'è più, è stato smantellato per poter consentire il transito delle macchine, però naturalmente al tempo le porte erano l'unico luogo attraverso il quale si poteva transitare in città oppure uscirne. Ecco, proprio qui sulla destra di Porta Nuova, ci dicono le fonti storiche, vennero eseguite le condanne a morte. Ce ne furono diverse e si volle decapitare la classe dirigente, per così dire, degli insorti. Due nomi particolarmente importanti sono il conte Francesco Emilei, vera anima dell'insorgenza veronese, anima politica e militare, e un suo collega, la seconda anima dell'insorgenza veronese, Augusto Verità. Due personaggi considerati martiri
delle Pasque veronesi. Tanto è vero che due importanti vie del centro storico di Verona sono intitolate proprio a loro due, Francesco Emilei e Augusto Verità, entrambi appunto considerati martiri delle Pasque veronesi. Poi vennero fatti fucilare una serie, dopo appunto questi processi farsa, una serie di altri personaggi. Ne cito un altro interessante, un francescano di 72 anni, padre Luigi Frangini si chiamava. Questo frate Frangini non era nemmeno presente in città durante la rivolta dei veronesi, era fuori. Venne fatto fucilare per quello che oggi considereremmo un reato d'opinione. Mentre tornava a Verona, dopo il 25 aprile, quindi le Pasque erano già finite, e transitò da Santa Lucia e fu testimone delle razzie e delle uccisioni perpetrate dai francesi a Santa Lucia contro la popolazione locale. Venne ucciso il parroco, venne distrutta la chiesa, molti cittadini vennero passati per le armi. Testimone di questo fatto scrisse una lettera, che poi verrà intercettata dai francesi, in cui diceva in sostanza che il governo dei francesi è peggiore del governo dei cannibali, questa era l'espressione. Intercettata la lettera venne fatto processare e anche lui, sulla base di appunto opinioni espresse particolarmente avverse alla presenza francese, venne fatto fucilare. Se la cavò invece per un solo voto il vescovo di Verona, Monsignor Avogadro. Monsignor Avogadro con le Pasque veronesi non c'entrava nulla, e anzi in genere il clero, insieme alle autorità veneziane, era propenso a mantenere la calma piuttosto che ad aizzare i veronesi contro l'occupante. Avogadro, ripeto il vescovo, non aveva nessuna responsabilità, però probabilmente lo si voleva colpire in quanto simbolo, e cioè in quanto esponente più importante del clero locale. Venne processato e nel processo poi c'era una sorta di giuria che doveva esprimersi e per un solo voto riuscì a cavarsela. Tra l'altro un voto che venne comprato, come capitava molto spesso, dai cittadini veronesi, perché in questi processi farsa spesso e volentieri i voti venivano venduti o comprati, anche come strumento per fare cassa, perché essendo sempre con le casse vuote i francesi sapevano che si poteva processare un cittadino ben voluto dalla cittadinanza e fondamentalmente chiederne il riscatto per non condannarlo a morte. E le cose andarono così. I veronesi fecero una colletta e salvarono il loro vescovo, ma solo per un voto. E dopo il 25 aprile i francesi presero definitivo possesso della città, come era loro scopo fin da subito, in quanto roccaforte strategica che metteva in comunicazione l'Austria con il Veneto attraverso la Val d'Adige. Come i francesi entrano in città in forza a questo punto, non più da ospiti, perché prima formalmente erano degli ospiti e si riconosceva in qualche modo il ruolo di potenza neutrale a Venezia. Ecco, dopo questa insorgenza i francesi possono entrare da truppe vittoriose, in qualche modo, dopo un episodio bellico, no? Dopo le Pasque veronesi. Per cui si diedero ad una serie, si abbandonarono per così dire ad una serie di razzie, come facevano molto spesso, pur di fare cassa, e quindi molte chiese vennero spogliate, San Zeno e il Duomo in primis, e la biblioteca capitolare pure, molti manoscritti finirono a Parigi, molte lapidi conservate al museo lapidario maffeiano pure vennero sottratte e rivendute o spedite a Parigi. Il Monte di Pietà era una sorta di banca per i poveri istituita dai francescani, cioè un luogo in cui i poveri potevano ottenere dei prestiti ad un tasso di interesse molto basso. Diciamo una banca popolare, una sorta di banca popolare, che in quanto tale possedeva diverse ricchezze, diversi pegni, in genere gioielli. Se qualcuno aveva bisogno di liquidi, cosa faceva? Impegnava
un gioiello, otteneva dei liquidi con la promessa di restituire quel prestito. Se non avesse potuto onorare il debito, il Monte di Pietà avrebbe trattenuto il gioiello dato in pegno. Ecco, per cui nel Monte di Pietà c'erano moltissime ricchezze, evidentemente, e conservate. Anche quello venne spogliato. E poi si razziarono ovviamente le case di moltissimi aristocratici veronesi. Qui per esempio si può vedere la razzia di fossili molto importanti che erano stati riuniti ed esposti da un nobile veronese insieme ad altri studiosi che prendono la via di Parigi. In altri casi, per dire la brutalità della razzia, in altri casi alcune opere d'arte vennero distrutte. Un esempio su tutti, una tela di Felice Brusasorzi, che era uno degli artisti più noti del Rinascimento veronese, venne asportata da una chiesa, dalla chiesa di Santa Eufemia, e lacerata in più parti per essere venduta a più acquirenti. Era meglio evidentemente lacerare una tela e ricavare per ciascun pezzo venduto un certo introito piuttosto che venderla singolarmente. Ovviamente così venne distrutta un'importante opera d'arte, ma esempi come questi ce ne sono tantissimi, oggetti artistici di valore inestimabile fusi per ricavarne oro o argento, oppure anche semplicemente rubati per poterli poi restituire alla popolazione dietro riscatto. Magari oggetti che non avevano un valore intrinseco particolarmente elevato, ma nei confronti dei quali la popolazione nutriva un grande affetto, quindi il valore era affettivo e non intrinseco. Ecco, questi oggetti spesso venivano sottratti, minacciati di distruzione, e se la popolazione non avesse versato un certo riscatto, cosa che la popolazione spesso faceva. Ancora, oltre a queste razzie, ci fu un particolare accanimento contro i simboli della tradizione, e in particolare contro il leone marciano. Se c'era un simbolo che i francesi e i giacobini italiani, alleati dei francesi, proprio non potevano sopportare, era il leone di Venezia, il leone di San Marco, che venne fatto distruggere praticamente ovunque. Questo è il leone di San Marco attualmente presente in Piazza Erbe, e non è originale perché quello originale venne fatto appunto scalpellinare proprio in questi mesi del 1797. Ecco, qui vedete un po' l'immagine, no? Quella che potrebbe essere una ricostruzione storica, l'abbattimento del leone da parte dei Giacobini, e leone che poi verrà fatto ricostruire, o meglio rimodellare, sotto il successivo dominio austriaco. Un altro leone che venne fatto scalpellinare, se ne può vedere ancora oggi la cicatrice, è il leone di Piazza dei Signori, su Palazzo della Ragione, questo che vedete nell'immagine, palazzo medievale del XII secolo. Ecco, anche qui possiamo zoomare, vedete, e quello che si vede è proprio un leone. Qui vedete il libro, qui vedete la coda, e questo è il corpo del leone, no? O meglio, quello che rimane del corpo, la sagoma, la cicatrice. Anche lì sorgeva un leone marciano scalpellinato in questi mesi qui, del 1797. Ma ancora un ultimo esempio. Questa è Porta Nuova. Su Porta Nuova, appunto, vedete qui nell'immagine, nella ricostruzione storica, sorgeva un altro leone di San Marco. In genere le porte cittadine delle città venete recavano sempre impressa l'effigie del leone marciano. Anche questo venne fatto distruggere. E così via anche per una serie di altri leoni distribuiti in tutta la città. Un altro simbolo che viene fatto distruggere, sempre un simbolo della tradizione veneziana veneta precedente, era il monumento a Venezia che sorgeva in Piazza Bra. Lo vedete anche qui in questa tavola, che è sempre una sorta di ricostruzione storica. Ecco, al posto di quel monumento
appunto, che raffigurava Venezia, e poi successivamente, e quindi parliamo, mi sembra, 1883, comunque l'Italia e Verona erano già diventati italiani, successivamente venne innalzato il monumento che ancora oggi campeggia in Piazza Bra, questo monumento enorme, una statua equestre a Vittorio Emanuele II, che sarà il re piemontese sotto il quale si celebrerà l'unità politica dell'Italia. Ecco, ancora i francesi entrati in forze a Verona, e andiamo a concludere piano piano, e decisero di istituire un governo democratico, cioè per la prima volta i cittadini veronesi potevano andare a votare per eleggere i propri governanti. Questo sulla scia delle idee esportate dalla Rivoluzione francese, no? Principio liberale della rappresentatività del potere. Ecco, i veronesi si recarono alle urne, ma con grande sgomento per i francesi stessi, il risultato delle urne non fu quello auspicato, perché i veronesi votarono massicciamente quei candidati che si erano resi protagonisti durante le Pasque veronesi, per cui nemici giurati dei francesi e dei giacobini. Evidentemente questo non poteva essere sopportato dai francesi e accantonarono il principio democratico della rappresentatività del potere e imposero una municipalità, cioè un governo locale, a maggioranza giacobina, quindi nominando degli individui di propria fiducia, appunto perché filo rivoluzionari, filo francesi. Ecco, oltre a questo è da ricordare questo periodo della municipalità francese, che durerà pochi mesi a dire il vero, perché, così, piccola curiosità, per la prima volta i francesi introdussero la numerazione civica all'interno di Verona e si cominciò proprio dal numero 52 di Sottoriva. Via Sottoriva è la via che costeggia l'Adige, no? Che sfocia sul retro di Sant'Anastasia. Ecco, il numero 52, qui cerchiato, fu la prima casa a ricevere un numero civico e poi da lì tutti gli altri, nel 1797. Ancora, i francesi innalzarono un po' ovunque, a Verona, ma anche in Francia, ma anche ovunque arrivassero le truppe napoleoniche o francesi, degli alberi della libertà. L'albero della libertà era un simbolo già molto diffuso in Francia che veniva innalzato in genere nei luoghi più significativi della città, nelle piazze più rappresentative. Poteva essere o un albero vero e proprio o anche semplicemente un palo. Comunque, albero o palo che fossero, in genere erano adornati di moltissime bandiere e sormontati, come vedete nell'immagine, da un cosiddetto cappello frigio, chiamato anche pileo. Il cappello frigio è simbolo di libertà, perché era il cappello che potevano indossare nell'antica Roma i liberti, cioè gli schiavi liberati. Per cui nell'ottica dei principi della Rivoluzione francese, le armate francesi, come giustificavano la propria presenza in territorio nemico? Con l'idea di esportare la libertà. Ed ecco che, esportata la libertà, poi sorgevano anche i vari alberi della libertà, no? Gli alberi omonimi. E attorno a quegli alberi in genere avvenivano anche le cerimonie pubbliche più importanti, i vari simboli della tradizione, i vari registri della nobiltà venivano bruciati ai piedi dell'albero della libertà. I nuovi magistrati cittadini, quelli filo giacobini, giuravano spesso e volentieri ai piedi dell'albero della libertà. Nuovi matrimoni civili venivano stipulati ai piedi dell'albero della libertà, per cui divenne un simbolo
divenne il simbolo della presenza francese giacobina nelle varie città via via sottomesse, in Francia ma poi anche in tutta Europa. Volevo mostrarvi, ma molto brevemente, quella che poteva essere una scena tipica tratta da un film sulle Pasque veronesi che deve ancora uscire, ma già sta girando il trailer. Ecco, ve lo faccio rivedere, ci sono delle persone che danzano attorno all'albero della libertà, era la danza della Carmagnola, poi diventa una danza e un canto tipico rappresentativo dei Giacobini, e mentre inneggiano alla libertà ritrovata, nel tempo stesso distruggono, bruciano le bandiere o i simboli della nobiltà locale. Vi faccio rivedere. Ecco, vedete? Abbiamo un tricolore, abbiamo qualcuno che brucia la bandiera di San Marco e l'albero della libertà con le persone che vi danzano attorno. Più o meno questa era la scena che doveva essersi verificata. Le fonti storiche ce la raccontano così. Bene, la presenza francese però non avrà, questa prima presenza francese, perché poi ce ne saranno delle altre, non avrà vita lunga, perché i preliminari di Leoben erano già stati firmati, 18 aprile, di lì a pochi mesi più tardi, i preliminari di Leoben sfoceranno nel trattato di Campo Formio e secondo quel trattato tutti i territori appartenenti alla ex Serenissima Repubblica di Venezia dovevano essere, quindi Verona compresa, dovevano essere ceduti all'Austria. Ed ecco infatti che il 21 gennaio, tra l'altro anniversario del ghigliottinamento di Luigi XVI, ma è una coincidenza, 21 gennaio del 1798, appunto a seguito del trattato di Campo Formio, le truppe francesi abbandonano Verona e simultaneamente entrano le truppe austriache. Ci fu un momento di compresenza, mentre entravano gli austriaci uscivano i francesi. L'ingresso delle truppe austriache venne accolto dai veronesi con grandissime manifestazioni d'affetto. La presenza dei francesi, e lo si vide molto bene nelle Pasque veronesi, risultò assolutamente indigesta. Ci fermiamo qui, ma dobbiamo la volta prossima vedere un altro capitolo, e cioè la caduta di Venezia. Arrivederci, buona giornata.